Amen. Pace del Signore a tutti. Alziamoci in piedi. Benvenuti al nostro culto Adorarti di sabato. È bello. Potete accendere le luci un attimino? Non vedo nessuno. Oh, è bello vedervi qui tutti quanti insieme. Che questa sera abbiamo un culto speciale perché noi dobbiamo ricordarci della nostra Santa Cena. Il Signore, quando ha fatto la Santa Cena con i Suoi Apostoli, ha detto fate questo in memoria di me. Lui vuole che noi ci ricordiamo di questa Santa Cena che ha fatto con i Suoi discepoli, e noi come Suoi discepoli dobbiamo fare come Lui ha fatto, ricordarci di Lui, perché Lui è qui vivo in mezzo a noi. Amen. Facciamo una preghiera prima di iniziare. Padre Santo, in questo momento ti ringrazio di essere qui presente in mezzo a noi e ti chiediamo, Padre, che oggi tu puoi essere libero di portare a noi la tua parola, libero di fare entrare nei nostri cuori la tua voce attraverso la lode, attraverso una preghiera, attraverso un ballo. Che noi possiamo veramente, Padre, sentire oggi la tua presenza, perché tu sei qui vivo in mezzo a noi, Padre. Che noi possiamo andare via da qui riempiti del tuo spirito, Padre, perché abbiamo bisogno della tua presenza. Tu, Padre, sei un Dio consolatore, sei un Dio che riempie i nostri cuori, riempie le nostre vite di allegria, di amore. Che noi possiamo portare a casa questa armonia, questa allegria, che possiamo sempre avere un amore per il nostro prossimo, che noi possiamo essere vicini a chi ha bisogno, a tutte le persone che incontriamo durante la nostra giornata. Che Dio questa sera possa veramente darci questa forza, questo amore, questo Spirito Santo che Lui ci ha detto di ricordarci e di portare sempre con noi. E io ringrazio questo in nome di Gesù. Amen. Amen, alleluia. Con gioia al Signore. Una volta eravamo schiacciati dal peccato, ma attraverso il sangue del Signore Gesù che ha versato sulla croce ci ha salvato, ci ha liberato dal peccato. Mi schiacciava il peccato che era in me. Non riuscivo a lasciarlo, ma poi la luce tua entrò in me. Respiravo ma non vivevo. Fino a che ho incontrato te, tu mi hai chiamato, sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa luce in me, tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce in me. Sono immerso nel tuo amore, riconosco la tua libertà. È tutto nuovo, perché Gesù ho te, tu mi hai chiamato, sono rinato con te, fuori dal buio, gloriosa luce in me, tu mi hai chiamato, sono rinato con te.
salvato, catena e rotto la luce gloriosa. Ma mi ha chiamato cittadino del cielo. rotto ero dentro, e mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro. Ho un futuro, mi hai aperto gli occhi quando hai chiamato me. Sono fuori dal buio, gloriosa luce in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Tutti insieme così. Ero perduto, e mi hai salvato, catena rotta, senza rifugio, ma mi ha chiamato. Rotto ero dentro, e mi hai guarito, il tuo amore nell'aria respiro. Ho un futuro, mi hai aperto gli occhi Quando hai chiamato, sono fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Tu mi hai chiamato, sono rinato con te. Fuori dal buio, gloriosa luce sei in me. Alleluia! alleluia, alleluia. In nome di Gesù, il culto è già iniziato e la sua presenza è già qua, è viva, perché dove c'è lo Spirito di Dio lì c'è allegria, c'è gioia. Abbiamo saltato, abbiamo cantato, abbiamo ballato nella presenza del Signore, perché il suo Spirito Santo è già qua, è già presente e si muove in mezzo a noi. In nome di Gesù, che questo posto venga a essere pieno della sua gloria. Signore, che tu possa mandare fuoco e gloria in questo posto, che chi è freddo, chi è spento, che tu possa riscaldarlo con il tuo fuoco, il fuoco del tuo Spirito Santo. E così come Mosè vedeva la tua gloria, che noi questa sera possiamo vedere la tua gloria in questo luogo. Ciò che vogliamo è la tua presenza, perché niente ha più valore, niente ha più importanza che la tua presenza. Spirito Santo, rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e qui si prostra. Il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge
cielo e terra e quel che è in me. Si prostra in adorazione. Il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, La sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, 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 Gesù, Santo, 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 manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. La tua presenza. La Chiesa dichiara santo, santo, santo. Ricevi la nostra adorazione. Non c'è un altro come te, Gesù. Solo tu sei santo, 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 Signore, santo, Santo, Gesù.
dolce presenza, Signore. presenza. Che dolce presenza che noi troviamo qui in questo luogo. È un luogo da cui noi non vogliamo più uscire. Non facci uscire dalla tua presenza. Se la tua presenza non va, noi non andiamo. Se la tua presenza resta, noi restiamo. Qui ci sono degli innamorati per la tua presenza. Persone che hanno bisogno di te, persone che amano stare con te. Il cuore brucia per la tua presenza. Vieni a incendiare i nostri cuori. Vieni a bruciare dentro di noi come un fuoco che non si spegne mai. Santo, Santo, dichiara questo a Lui, perché Lui è degno. Lui è santo, santo, santo. Santo. Apri la tua bocca e dichiara Santo, Santo, Signore, Santo, 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 Gesù, Santo, 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 Gesù, Santo, solo tu, Santo, Santo, solo la Chiesa. Manda fuoco e gloria. Manda fuoco e gloria, la tua presenza. La tua Manda, Signore, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. La tua presenza. La tua presenza. La tua presenza. Quanti qua aspettano il ritorno del Signore? Amen. Noi facciamo questo finché Egli venga. Non sappiamo il giorno, non sappiamo l'ora. Sappiamo che Lui viene. E noi lo aspettiamo con ansia. Aspettiamo il nostro sposo, il nostro amato, l'amato della nostra anima. Sappiamo che Lui viene. Signore, noi ti aspettiamo. Tu hai vinto la morte e sei risuscitato in gloria. E oggi tu vivi e regni per sempre. E noi siamo qua per dichiarare che il tuo sangue ci ha curati, il tuo sangue ci ha riportati in vita. Eravamo morti e ora noi siamo vivi per grazia di Dio. Che dolce grazia è questa. Che immensa grazia è questa che noi non meritavamo, ma ora ce l'abbiamo tutti i giorni.
Ti aspettiamo, Signore. Solo in cielo si oscurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Il sole in cielo si oscurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, Ti aspettiamo. ti aspettiamo. Il sole in cielo si scurò, l'amore per me si donò su quella croce. La morte non comprese come lui riuscì a vincere su quella croce. Ma al terzo giorno l'amore si alzò, dalla morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Ma al terzo giorno l'amore si alzò e la morte ritornò per sempre. Siamo riuniti con le mani alzate al cielo, cantiamo alleluia. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Egli viene, ti aspettiamo. Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria. Ti aspettiamo.
Gesù, Gesù. Maranatha, ora vieni, Gesù, Gesù. Risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo, Egli ha vinto la morte, risuscitò in gloria, Egli viene, ti aspettiamo, Egli ha vinto. Alleluia. Come è preziosa la sua presenza. Come è meraviglioso essere qui davanti a voi, davanti a ognuno dei nostri fratelli, sorelle, perché siamo a casa di Dio, siamo in famiglia, siamo qua oggi per celebrare un momento speciale nella storia della Chiesa, nella storia della nostra vita propria cristiana, che è la Santa Cena. Quindi io sono sicuro che oggi avremo qua tantissime benedizioni per noi, per la nostra casa, per la nostra famiglia e per la nostra Chiesa. Amen? Chi crede in questo? Anche io credo in questo. Amen? Volevo fare un po' di avvisi importantissimi. Potete sedersi, bravi, non bisogna aspettare. Pace del nostro Signore, il Salvatore, sia con tutti, amen? È così, amen? Chi è felice oggi? Solo i bambini? Solo i bambini sono felici oggi? Chi è felice qua? Tutti? Amen. Gloria a Dio. Guardate tutti, abbiamo un po' di avvisi, importantissimo. Ci ricordiamo che domani sarà una bella giornata per i giovani e i teens. Cosa abbiamo domani? Cosa avremo domani? I bambini sono bravi. Fusion, grande. Abbiamo il nostro Fusion domani alle 16. Alle 4 del pomeriggio, però un po' prima cosa avremo qua? Pre-Fusion, che inizierà alle 2:30. Sappiamo che sempre si inizia alle 2, però domani avremo qua un evento
e per forza dobbiamo iniziare alle 2:30. Domani avremo qua 10 invitati speciali che vengono di un'altra chiesa per essere insieme a noi qua, e io sono sicuro che avremo qua un bel pomeriggio, una bella giornata con gli altri fratelli e sorelle che vengono per partecipare con noi e ricevere da parte di Dio una benedizione speciale, anche la sua presenza, va bene? Quindi siete tutti invitati al nostro Fusion alle 4, però arriva un po' prima, arriva alle 2:30, perché avremo qua un momento di gioia, un momento di giochi, un momento di scontrazione, un momento bellissimo. Amen? Quindi tutti i giovani e tutti i teens siete invitati da noi. Amen? Gloria a Dio. L'altro avviso sarà il Fusion. Adesso voglio vedere se sai. Com'è, Rafinha? È il nostro Fusion Camp. Eccoli. Guardate, pre-iscrizioni fino al 5 di giugno, ragazzi. Perché? Perché avremo, o meglio, noi ci regaleremo, è così che si dice? Regaleremo a tutti gli iscritti un regalo, una maglietta, e c'è un altro regalo là, che sarà sorpresa. Però dobbiamo sapere chi ci sarà insieme a noi. Quindi va sul Facebook, sull'Instagram del Fusion Camp e fai lì, c'è un link, fai lì la sua pre-iscrizione, va bene? Non perdete, non è un costo. Ehi, adesso parlo ai genitori, non è un costo, anche perché se fosse un costo, come si dice, costo, 60 euro, è niente, 3 giorni, è niente. Anche puoi fare in rata, puoi fare in 3 volte, pagare in 3 rate, è così? Inizia a pagare questo mese, prossimo paga un'altra rata da 20 euro e prima di iniziare la camp deve pagare l'altro 20, va bene? Non perdete tempo. Sarà bellissimo, io sono sicuro che sarà un tempo dove Dio, come si dice, versa la sua presenza, il suo spirito di un modo speciale. Amen? Io ci credo questo, sono sicuro che quello che saranno insieme a noi ritornerà a sua casa pieno dell'allegria, pieno dello Spirito Santo di Dio, pieno della presenza di Dio. Amen? Bene, adesso il prossimo avviso che sta arrivando è il Be Brave. Adesso è con le donne. Ho sentito solo una donna là. Sta arrivando Be Brave. Adesso sì, adesso mi piace. Amen. E sarà insieme a noi che a nostra pastora, a nostra cara pastora che sta ritornando. Alleluia, pastore, vedi quanta felicità, vedi lì. Gloria a Dio, gloria a Dio. Be Brave, 15 maggio, mercoledì alle 8, non mancate, come abbiamo visto già nelle altre che erano successo qua, e io ho sentito, sono stata serata bellissima, piena della presenza di Dio, e sicuramente ci sarà anche questo mercoledì 15 di maggio. Va bene? Tempo prezioso, non mancate. L'altro, questo qua non meno importante, sarà nostro seguitemi. Te che hai voglia di fare qualcosa nell'opera di Dio, sai che c'è una chiamata da Dio, sai che c'è i doni da Dio, ti piace essere qua in chiesa, volevi fare parte, contribuire con i suoi talenti, con i suoi doni, non mancate su questo corso. È importantissimo per scoprire la tua chiamata, per scoprire i tuoi doni, per scoprire dove ci trovi meglio nella opera di Dio. Ognuno di noi abbiamo una chiamata, ognuno di noi abbiamo doni, abbiamo talenti e non possiamo lasciare lì fermo. Dobbiamo usare, dobbiamo moltiplicare i nostri talenti. La Bibbia ti dice isso, ti dice questo, va bene?
Quindi iscriviti nel corso Seguitemi sul WhatsApp della Chiesa. Amen? Chi vuoi fare? Come? Iscritti? Chiedi a pastore Enrico che ti metti sul gruppo di WhatsApp e lì saperai tutto quello che devi fare. Amen? Amen. Quindi adesso gli avvisi sono dati. Volevo adesso condividere un versetto biblico per fare questo momento della nostra offerta e delle decimi, che anche questo è importante. Volevo condividere con voi un versetto che c'è scritto in Proverbi, capitolo 11, versetto 24. Dice così: c'è chi offre liberalmente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Voglio fare una domanda. La prosperità è una benedizione o no? Alza le mani quem crede che è una benedizione. Pochi? Sì, la prosperità è una benedizione. La prosperità è una benedizione da Dio per chi? A chi? A tutti. Giusto? A tutti quelli che credono su questa promessa di Dio. E cosa devo fare per essere prospero? Per essere una persona ricca, diciamo così, piena di soldi. Cosa devo fare? La domanda giusta non sarebbe cosa devo fare, ma cosa devo avere per essere così prospero. Io penso che dobbiamo avere un cuore gradito, dobbiamo avere un cuore leggero, un cuore gioioso, un cuore che ama Dio, un cuore che ama la Chiesa di Dio, un cuore che c'è una voglia di essere sempre qua insieme ai fratelli e sorelle. Non è cosa devo fare, è cosa devo avere. Perché la promessa è quella: Dio prospera tutti quanti chi c'è un cuore gradito. Questo è il principio della prosperità, la generosità. Questo è il principio. Quindi per quello che la Bibbia dice, che quando vieni qua a portare la tua offerta, che sia quella che è nata nel tuo cuore. Non perché vuoi essere ricco. Io vado qua a fare un'offerta di tanti miliardi qua perché voglio la prosperità. Non è così. Forse c'è quella persona che viene qua e offerta 1 euro, 2 euro. È più prospero che te che offerta 15, 20, 50, 100. Non è la quantità, è il valore. È il cuore. È il cuore. La promessa biblica è il cuore gradito, che c'è generosità. Quindi questa sera volevo invitarti a venire qua. Mettete di pé tutti, per favore, che adesso facciamo l'offerta. Ma non come una cosa che no, io vado a offertare perché voglio essere ricco. Non è così. Ma che sia perché vuoi benedire la casa di Dio. Vuoi benedire i tuoi figli, vuoi benedire la opera di Dio, perché hai un cuore grato e questo cuore che hai è il cuore che Dio ti ha dato. Amen? Quindi chiudiamo i nostri occhi, facciamo una preghiera. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos por esse momento, te agradecemos porque desde a primeira nota musical, a primeira abertura que o nosso irmão Sandro fez aqui, a sua presença já estava aqui, a sua presença já era com a gente, e só isso me faz ter um coração agradecido, porque não existe nada melhor que a tua presença, não existe nada mais precioso do que a tua presença,
porque é na tua presença que o meu coração é quebrantado, é na tua presença que o meu coração é renovado, é na tua presença que eu me sinto amado. E o que eu quero te trazer nessa noite aqui não são os valores, mas é o que está no meu coração, é o meu presente que eu quero entregar para o Senhor, é o meu ato de generosidade que quero entregar para o Senhor, é o reflexo daquilo que o Senhor já fez dentro de mim. E está aqui minha oferta, Jesus. Receba em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Pai. Eu peço que as janelas dos céus se abram e venham com a provisão sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada lar, Pai. A tua bênção seja com eles, em nome de Jesus. Abençoa também os dizimistas, aqueles que sentem a voz da obediência falar ao seu coração, Pai. Que o Senhor possa também estar abençoando essas famílias, essas casas, em nome de Jesus. Amém. Se vuoi fare l'offerta con bancomat, ce l'abbiamo la macchinetta lì dietro. C'è anche l'Iban qua, se ti va meglio. Pace del Signore a tutti. Vi chiedo di sedervi. Potete sedervi. Non è che ve lo chiedo, ma se volete potete sedervi. Se volete stare in piedi, potete stare in piedi. Per la gioia della persona dietro di voi. Sono con noi qua questa sera che ci visitano Stefania e Alberto, siamo là dietro. Possiamo salutarli come è degno fare ai nostri visitanti. Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Stefania e Alberto, siete benvenuti oggi, sempre. Il nostro desiderio per le persone che ci visitano la prima volta, ma per tutti quanti noi, no? È che possiamo tornare a casa con un po' di questa presenza di Dio che ci sta facendo compagnia in questo luogo questa sera. Allora, è un po' con il cuore triste, no? Che dovrò predicare oggi. In realtà Paolo poco fa è venuto a tirarmi fuori dalla macchina, che ero lì che piangevo, disperato, perché come già molti di voi sanno abbiamo perso un caro fratello oggi, no? Fratello Carlo, marito della nostra sorella Mary, è andato col Signore e
è una cosa che umanamente ci rattrista. Sappiamo che oggi non è un luogo più bello, la cosa che più di tutto, no, mi ha toccato in tutta questa situazione è che mercoledì ci saranno i suoi funerali e mercoledì io e l'Andrea dovevamo andare lì a fare il battesimo di Carlo. E proprio nel giorno in cui lui avrebbe consegnato la sua vita a Dio, Dio lo ha preso con sé, no? Ufficialmente. E di questo mi rallegro e so che Dio ha un piano, un proposito per ogni cosa, no? Oggi c'è tristezza anche nella casa di nostro fratello William, ci ha raccontato ieri Nora, che oggi non c'è, che stamattina hanno disotterrato le ossa di suo figlio, giusto? Io chiedo, noi siamo uni in Cristo, no? Non è che è soltanto una frase, lo siamo veramente. Io credo questo e noi lo celebriamo questa sera, questo uni in Cristo, facendo tutti parte di questo corpo attraverso la Santa Cena. Per questo motivo io vi chiedo, quando tornate a casa questa sera, pregate per la famiglia della Mary, per Emanuele, Matteus, i suoi figli, pregate per la famiglia di Nora, Nicole, William. Preghiamo per loro, cerchiamo di starli vicino in questi momenti difficili, mandiamogli un messaggio, facciamo una telefonata, andiamo a trovarli se possiamo. Questo è essere uni in Cristo. Non facciamo passare questi momenti difficili così, senza fare niente. Anche a noi spetta questa responsabilità di essere fratelli, vicini gli uni agli altri. Quando Gesù ci chiede di amare il nostro prossimo, questo è il minimo che noi possiamo fare. Preghiamo per loro e come possiamo cerchiamo di starli vicini in questo momento. Posso contare su questo da parte vostra, di ognuno di noi? Amen. Amen. E la parola di Dio, no, ci dice così un po' paradossalmente che è meglio stare nella casa del lutto piuttosto che nella casa di festa. Sembra una sciocchezza, no? È chiaro che non è bello stare nella casa del lutto. Oggi nessuno vorrebbe essere al posto della nostra sorella Mary. Eppure quando noi ci ritroviamo nella casa del lutto, noi pensiamo un po' di più alle cose della vita, no? Noi meditiamo un po' di più. E oggi voglio parlarvi proprio di questo, perché quello che è successo questa sera ci fa capire che non è più il caso di perdere tempo. E penso che questo tutti quanti noi dobbiamo intenderlo e muoverci di conseguenza. Amen. Facciamo una preghiera. Padre, nel nome di Gesù, io chiedo, Signore, la tua grazia, la tua unzione in questo momento su di me, su tutta la tua Chiesa, per intendere la tua parola e affinché questa parola possa cambiare e trasformare le nostre vite. In questa preghiera, Signore, tutti noi mettiamo anche la famiglia di Mary, Signore, in primo luogo, la famiglia di William, Signore, per quello che oggi stanno passando nelle loro case. Io ti chiedo, porta consolazione, Signore, ai loro cuori. Non ci sono parole in questo momento che noi possiamo dare, non ci sono consigli che noi possiamo dare che in qualche modo possono ridare felicità a queste famiglie, ma noi crediamo in un Dio che può consolare i cuori, in un Dio di restaurazione, in un Dio che può trasformare il pianto in allegria. Per questo, Signore, io ti chiedo in questo momento che tu possa venire a portare questa allegria in queste case e che alla tua Chiesa questa sera tu possa portare la tua benedizione attraverso questa parola, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Per chi ha la Bibbia vi chiedo di aprire nel Vangelo di Luca, il capitolo 10. Vangelo di Luca, capitolo 10, leggerò dal versetto 38 in avanti. Amen. Dice così:
Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale sedutasi ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: Signore, non ti importa che Maria mi abbia lasciata sola a occuparmi di tutte le faccende? Digli che venga ad aiutarmi. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona e quella non le sarà tolta. Il Signore ha cominciato a ministrarmi questa parola una settimana fa, perché in realtà non ho vissuto personalmente questa situazione, ma finché tornavo a casa dalla chiesa domenica scorsa, non lo so, Dio ha cominciato a farmi pensare a queste domande, a farmi meditare, no? Perché domenica scorsa c'era un evento qua in chiesa, c'era anche un compleanno in un altro luogo e oltre a questo io, come sapete, no, da un mese sono senza la moglie, che tornerà lunedì. Pregate anche per lei, per lì, anche prenderanno l'aereo domani mattina. E insomma devo prendere cura di Benjamin, no? L'altro mio figlio, che il giorno dopo aveva scuola. E Dio ha cominciato a farmi pensare, no? Che cos'è più giusto? Andare al compleanno? Andare in chiesa? O portare a casa mio figlio per prendere cura di lui perché domani è a scuola? Cos'è la cosa più giusta? E ho cominciato a meditare, no, su tutte le opzioni, sapete, senza la moglie adesso sto facendo viaggi nella testa che non vi potete immaginare. Devo parlare con qualcuno, parlo con me stesso e con Gesù in spirito, no? E ho cominciato a pensare, no, se io andassi al compleanno sarebbe una cosa buona. Vivrei l'essere uni in Cristo, no? Vivrei questo momento di comunione con i miei fratelli e le mie sorelle, magari a questo compleanno c'è anche qualcuno che non è credente, possiamo dare una parola di evangelizzazione, sarebbe una cosa buona. Ma che cosa potrebbero pensare le persone? Ah, questo qua va al compleanno e non va in chiesa. Dov'è la sua relazione con Dio? Dov'è il suo compromesso con l'opera, no? Oppure questo qua va al compleanno ma non porta a casa suo figlio che il giorno dopo a scuola. Questo qua non prende cura della sua famiglia. Allora ho pensato, forse sarebbe meglio andare in chiesa, no? Ma se andassi in chiesa sarebbe una cosa buona, sarebbe bello, vengo qua, ho comunione con Dio, relazione con Dio, eccetera, eccetera, ma cosa penseranno le persone? Questo qua è troppo religioso, no? Pensa solo alla religione, lascia il comandamento di amare il prossimo, di andare a questo compleanno per stare con Dio. Questa è religiosità, non è essere cristiano, no? E allo stesso tempo dovrebbe portare a casa il figlio che domani è a scuola. E se invece andasse a portare a casa il figlio, sarei probabilmente accusato delle altre due cose, che non ho compromesso con l'opera di Dio e che non ho comunione con i fratelli. Quale delle tre cose è più importante? Tutte e tre sono importanti, no? Prendere cura della famiglia, prendere cura dei nostri fratelli, delle nostre sorelle e prendere cura della nostra vita spirituale. Sono tre cose ugualmente importanti. Ma Dio ha cominciato a parlarmi una parola nel cuore, che solo una cosa è necessaria. È questa parola che Gesù ripete a Marta in questo Vangelo. Solo una cosa è necessaria. E che cos'è che è necessario? Per capire che cosa è necessario, noi dobbiamo capire ciò che Gesù è venuto a fare qua sulla terra in mezzo a noi. E sto parlando di ciò che è necessario per noi cristiani, per noi non cristiani, per noi esseri umani, per tutti noi. Che cos'è che veramente è necessario? Per capirlo dobbiamo capire che cosa Gesù è venuto a fare. Gesù è venuto a fare tantissime cose qua, no? Ha fatto miracoli, ha fatto guarigioni, è venuto per fondare la sua chiesa, no? Su questa pietra, su di me, su Gesù fonderò la mia chiesa. È venuto per fare discepoli
che poi venissero inviati per proseguire la sua opera, no? E andassero in tutto il mondo a spargere il buon profumo di Cristo. È venuto per essere il compimento dell'Antico Testamento, di quello che avevano profetizzato la legge e i profeti. Ma c'è un versetto nel Vangelo di Luca che ci fa capire qualcosa di molto importante che Gesù è venuto a fare. Gesù stesso dice che lui è venuto a annunciare la liberazione ai prigionieri, a ridare la vista ai ciechi, a liberare gli oppressi e ad annunciare l'anno accettevole del Signore. Tra queste 4 cose che Gesù è venuto a fare, una di tutte probabilmente è la più importante e è quella che noi celebriamo qua oggi. Gesù è venuto a liberare gli oppressi. Questa è una cosa che era già detta dai profeti dell'Antico Testamento, e quando Gesù è arrivato, tutti quanti si aspettavano che Gesù facesse questo, che venisse a liberare il popolo di Israele dall'oppressione dei Romani, no? Ma Gesù non era venuto a liberare il popolo di Israele dai Romani, dai Babilonesi, dagli Egizi, da queste cose qua. Gesù era venuto a liberare il suo popolo, che siamo noi, dalla sovranità del peccato, perché noi eravamo schiavi del peccato e Gesù è venuto a liberarci da questo. Questo era ciò che ci opprimeva, il peccato, e attraverso la sua morte e la sua resurrezione Gesù è venuto a liberarci dal peccato, perché quel bellissimo giorno in cui Gesù è salito sulla croce e ha caricato su di sé tutti i nostri peccati, passati, presenti e futuri, lui ha versato su di noi la sua grazia, e attraverso questa grazia oggi noi possiamo essere liberi dal peccato. Amen. E c'è una cosa che noi dobbiamo fare per ricevere questa grazia nella nostra vita: credere che Lui è il nostro Signore, credere che Lui è il nostro Salvatore, credere che Lui è il Figlio di Dio, credere che Lui è morto un giorno per noi sulla croce e il terzo giorno è risorto. Se noi crediamo questo, quella grazia che Lui ha versato quel giorno entrerà nella nostra vita. Solo che voglio farvi fare un ragionamento. Siete pronti per fare un ragionamento? Se Gesù ha versato la sua grazia su di noi e a noi basta credere per ricevere questa grazia e quindi essere liberi dal peccato, quanti qua credono che Gesù è il nostro Salvatore? Quanti credono questo? Quanti credono che Gesù è il proprio Signore? Tanti, no? Allora, se Gesù ha versato la sua grazia e per riceverla basta credere, e qua ci sono tantissime persone che credono, e se crediamo attraverso la grazia siamo liberi dal peccato, come mai noi pecchiamo? Allora, rialzino le mani tutti quelli che hanno detto che credono che Gesù è il proprio Salvatore. Io lo credo. Allora restino con le mani alzate tutti quelli che possono affermare che dopo aver creduto in Gesù come il loro Salvatore non hanno più peccato. È difficile, siamo corti di memoria. Facciamo così: da ieri a oggi, quanti possono dire che non hanno peccato? Da ieri a oggi, sono 48 ore, dai, ce le ricordiamo più o meno. Io ho seri problemi di memoria. Nessuno. E com'è possibile questo? Se Gesù ci ha dato la grazia ci libera dal peccato, e noi crediamo in Gesù e abbiamo ricevuto questa grazia, com'è possibile? Com'è possibile che noi ancora pecchiamo? È un ragionamento, no, che è un po' difficile da intendere. E sapete cos'è la cosa peggiore di tutto questo? Un giorno Gesù stava facendo un insegnamento, no? E c'erano un sacco di giudei lì vicino a lui.
E questi giudei erano tutti interessati a quello che Gesù diceva. E Gesù era uno che quando aveva troppe folli intorno, no? Aveva un po' la puzza sotto il naso, pensava, questi qua sono dietro di me ma non è che mi seguono proprio per amore, no? E faceva sempre i suoi discorsi un po' più duri quando aveva queste grandi folle che lo seguivano. E infatti quel giorno Gesù a questa folla di giudei disse così: se perseverate nella mia parola, allora sarete miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. E questi giudei hanno cominciato a dire, ma come puoi dire una cosa del genere? Noi siamo figli di Abramo, noi non siamo mai stati schiavi, noi siamo stati sempre liberi. E allora Gesù disse una cosa molto interessante che dovrebbe fare pensare tutti quanti noi, no? Per quel ragionamento che abbiamo fatto prima. Perché Gesù rispose a loro dicendo così: in verità vi dico che chiunque commette peccato è schiavo del peccato. Ma se il Figlio dell'uomo vi farà liberi, allora sarete veramente liberi. Abbiamo detto che questa grazia ci libera dalle catene del peccato, no? Eppure abbiamo anche detto che tutti quanti noi ancora pecchiamo. E Gesù è stato molto chiaro. Se tu ancora pecchi, tu non sei libero. Anzi, tutto il contrario. Tu sei schiavo del peccato. È strano, no? È qualcosa che ci fa un po' perdere la testa. E tra l'altro, sapete, c'è una dottrina che è molto pericolosa, che sta circolando in questi ultimi anni, no? Nel mondo evangelico soprattutto. La chiamano ipergrazia, supergrazia, ultragrazia, universal grazia, non lo so. È una dottrina che dice: se tu hai accettato Gesù come tuo Signore e Salvatore, se tu hai dichiarato questo, tu sei salvato. La grazia è su di te e puoi fare quello che vuoi. E questo, prima di tutto, è completamente antiscritturale, nel senso non c'è questo nella Bibbia. Gesù è molto chiaro: se tu commetti peccato, tu sei schiavo del peccato. Ma oltre a questo è una dottrina molto pericolosa, perché quante persone credono di aver accettato Gesù nel loro cuore, di aver accolto Gesù e la sua salvezza nel loro cuore, ma in realtà stanno vivendo una vita completamente lontana da Gesù, stanno vivendo una vita completamente immersi nel peccato, stanno vivendo una vita completamente spenta nello spirito, sono scaduti alla grazia, come dice la Bibbia. È una cosa molto pericolosa. Sapete perché è pericolosa? Perché queste persone sono convinte di essere salvate. È una frase che in questi miei 14 anni di chiesa ho sempre sentito, è che la persona peggiore, più difficile da convertire, è quella persona che già crede di essere salvata. E queste persone sono certe della loro salvezza e continuano a vivere questa vita di peccato perché dicono: tanto sono già salvo, posso fare quello che voglio. Ma Gesù ci dice: non è così. Se tu commetti peccato, tu sei schiavo del peccato. Però in questo stesso testo Gesù ci dà 3 rivelazioni, 3 segreti per essere veramente liberi. Il primo segreto: se dunque il Figlio dell'uomo vi farà liberi, allora sarete veramente liberi. E questo è già successo. È successo quel giorno sulla croce. Quel giorno sulla croce Gesù ha versato la grazia su di noi e ci ha fatto liberi. Questo è già successo, è stato il compito suo e il primo passo è già andato. Ne mancano altri 2. Il secondo passo: conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Questo vuol dire che Gesù è morto sulla croce per noi, ha compiuto il primo passo di questa libertà, ma il secondo passo è che noi dobbiamo venire a conoscenza di questa verità.
Noi dobbiamo venire a conoscenza di chi Gesù è, noi dobbiamo venire a conoscenza del suo Vangelo, di questa buona notizia che Lui è morto e è risorto per noi. Se noi non sappiamo questo, come può esserci utile il fatto che Gesù è morto per noi? Non può esserci utile. Noi dobbiamo venire a conoscere questa verità e credere in questa verità. Quando la Bibbia ci parla di conoscere, quando usa la parola conoscenza, non la usa come dire, io conosco, non lo so, Junior. Ok? Non dice così, non è che io lo conosco perché siamo amici. Quando la Bibbia ci parla di conoscenza è un rapporto molto più profondo. Di solito chi si conosceva nella Bibbia erano un uomo e una donna, da cui poi nasceva un figlio. No? Quindi capite che la parola conoscenza ha un significato molto più profondo della semplice conoscenza come la intendiamo noi oggi. E così quando Gesù dice conoscerete la verità, vuol dire voi avrete rapporto con questa verità, voi avrete un rapporto con questo Vangelo. Conoscerete la verità, avrete una relazione, non soltanto la saprete, ma voi crederete in questa verità e questa verità vi renderà liberi. Questo è il secondo passo. Però c'è un altro passo in questa rivelazione di Gesù e non è da meno degli altri due. Gesù dice: se persevererete nella mia parola, allora sarete miei discepoli. Gesù ha fatto il primo passo, è morto per noi. Il secondo passo, forse non è neanche tanto difficile, venire a conoscere chi è Gesù e credere nel suo sacrificio. Ma il terzo passo non può essere dimenticato. Non ci basta soltanto che Gesù sia morto e non ci basta soltanto venire a credere che Gesù è morto per noi. Noi dobbiamo perseverare nella sua parola, così saremo liberi. Noi dobbiamo perseverare nella sua parola. Che cosa vuol dire perseverare nella sua parola? Che cos'è la parola di Gesù? Gesù ha dato tantissime leggi, tantissime istruzioni nel Nuovo Testamento. E tutte queste leggi, queste istruzioni noi dobbiamo viverle. Dobbiamo rispettarle se vogliamo veramente essere liberi, perché se non le rispettiamo noi saremo schiavi del peccato. Per questo quando Gesù manda ai suoi apostoli, noi Matteo 28 è il mandato che manda anche a tutti noi: andate per il mondo, fate miei discepoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E non finisce lì. Gesù continua dicendo: e insegnate loro tutte le cose che io vi ho ordinato. Cioè non basta andare per il mondo a fare discepoli e battezzarli. Se queste persone non ricevono l'istruzione delle cose di Dio affinché possano perseverare nella fede, affinché possano perseverare nella parola e attraverso di questo possano diventare liberi. Perché per essere veramente liberi, liberi dal peccato e raggiungere il regno dei cieli, servono tutte queste tre cose. Gesù che muore per noi che conosciamo questo e noi che viviamo una vita perseverando nella parola. Qual è la parola di Gesù? Vediamo istruzioni in tutto il Nuovo Testamento, Matteo capitolo 5, il sermone sul monte delle beatitudini, chiamatelo come più vi piace. Gesù dice: avete sentito dire non uccidere, ma se io vi dico basta che tu ti arrabbi con tuo fratello e stai commettendo peccato. Hai sentito dire non adulterare, ma io ti dico basta che tu guardi una persona per desiderarla e già stai commettendo peccato. Hai sentito dire ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io ti dico ama il tuo nemico e prega per coloro che ti perseguitano. Avete sentito dire occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, se uno ti fa del male, porgi l'altra guancia. E ci sono istruzioni di questo tipo in tutto il Nuovo Testamento, in tutti i Vangeli. Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Questo qua non è un proverbio che noi citiamo oggi, è un comandamento che Gesù ha dato. Se uno vuole venire dietro me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E sono tutti comandamenti molto difficili, non sono comandamenti facili. Gesù è venuto, ha cambiato la legge dell'Antico Testamento per darcene una molto peggiore. Questa grazia di cui parliamo non è un periodo senza legge, è un periodo con una legge molto peggiore su di noi. E Gesù non ci ha mai nascosto che non sarebbe stato facile, ma è proprio in questo momento che entra in gioco la grazia di Dio. Perché quando Gesù è morto per noi,
È successo qualcosa che non era mai successo fino a quel momento. Perché nell'Antico Testamento, quando una persona peccava, doveva offrire un animale per l'espiazione del peccato. Solo che quell'animale che offriva aveva un unico compito: espiare il peccato da quella persona. E poi quella persona avrebbe continuato a peccare e avrebbe dovuto offrire un altro animale. E poi peccava ancora e offriva un altro animale e così via. Quando invece Gesù è arrivato, è cambiato questo. Gesù è morto una volta e per sempre. Gesù è il sommo sacerdote, c'è scritto in Ebrei 9:10, che è entrato una volta e per sempre dentro il tabernacolo, non con il sangue di animali, ma con il suo sangue. E il suo sacrificio non ha soltanto il potere di espiare ogni peccato passato, presente e futuro delle nostre vite, ma ha un potere ancora più grande: la capacità di noi poter migliorare la nostra vita. E questo è qualcosa che non succedeva nell'Antico Testamento. Ebrei 9:9 dice che infatti quei sacrifici offerti secondo quel sistema, cioè il sistema dell'Antico Testamento, non potevano, in quanto alla coscienza, rendere puro, rendere perfetto colui che offriva il sacrificio. Ma Gesù, attraverso il suo sacrificio e la grazia che ha versato su di noi, ci dà la capacità di cambiare vita, di essere trasformati. E questo è quello che è necessario. È quello che Gesù ha sempre detto: noi dobbiamo diventare nuove creature. Questo è ciò che è necessario. Perseverare nella sua parola non è possibile se noi non diventiamo nuove creature. Perseverare nei comandamenti di Gesù non è possibile se noi non veniamo trasformati da Lui. Non è possibile. Noi dobbiamo diventare nuove creature. Noi dobbiamo essere trasformati e questo è quello che è necessario. C'è scritto nella Bibbia, Dio che ci dice: siate santi come io sono santo. È una frase che sembra impossibile, non essere santi come Dio. Forse probabilmente lo è, ma Dio ci fa questo invito. E leggendo nel libro di Giobbe ho letto un particolare che mi ha fatto una paura tremenda, ma mi ha dato speranza. C'è un certo punto nella storia di Giobbe in cui lui ha perso tutto quello che aveva. E 3 amici vanno a casa sua e cominciano ad accusarlo e a dirgli: se tu hai perso tutto, se hai perso i tuoi figli, i tuoi averi, tutto quello che avevi, è perché tu eri in peccato. Ma Giobbe sapeva di non essere in peccato. Giobbe sapeva di essere innocente. E sapete cosa ha fatto? Ha fatto una richiesta. Ha detto: Dio, io ti chiedo una cosa, voglio parlare con te. Perché se io parlerò con te avrò la possibilità di difendere il mio comportamento. Non so se vi rendete conto di quello che Giobbe ha chiesto a Dio. Dio, voglio parlare con te, a tu per tu, voglio conversare con te per capire cosa sta succedendo nella mia vita, perché io non ho fatto niente di male e posso dimostrartelo. Io non lo so, quando ho letto questo passo della Bibbia, io ho detto: che coraggio ha avuto Giobbe. Io mi sono immaginato quel giorno, no? Il giudizio nel grande trono bianco e Dio lì su questo trono con questo quadernone aperto e io che vado lì e Dio comincia: Zanetti, Enrico ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, e io sarei lì con le gambe tremanti davanti a Lui, perché io mi conosco, io conosco le mie colpe, io conosco i miei peccati, io so che non sono perfetto. Quanti di voi oggi se la sentirebbero di andare a questo giudizio di Dio? Quanti di noi potrebbero andare lì e dire: posso difendere il mio comportamento davanti a Dio? Io non potrei. E mi ha fatto una paura, no? Questa frase di Giobbe, ma allo stesso tempo mi ha dato speranza. Perché c'è stato un uomo che era così santo da dire: Dio, io posso venire davanti a te e difendere il mio comportamento. E se Giobbe ha potuto dire questo, io credo che anche noi possiamo dire questo. Io credo che la grazia di Gesù possa trasformare le nostre vite a tal punto che noi possiamo veramente diventare santi. Giovani, teens, ci sarà domani il culto diffuso, parlerà di santità. Genitori, mandate i vostri figli a questo culto. Mandateli, perché si parlerà di qualcosa che è essenziale per la nostra vita, per la vita di tutti quanti noi cristiani. La possibilità di perseverare nella parola di Dio. E questo non è possibile se noi non veniamo trasformati, diventiamo nuove creature, diventiamo santi davanti a Lui.
invogliati i vostri figli ad andare, giovani, non prendetevi impegni domani. Magari questa sera sistemano anche il calcetto, ci sarà anche il calcetto nel Prefusion. Ma non è questo il fulcro della giornata, è il fatto di poterci avvicinare a Dio cambiando la nostra vita. Perché essere trasformati è qualcosa che è necessario per tutti quanti noi. In che modo essere trasformati? Questo ce lo insegna Maria in quei versetti che abbiamo letto all'inizio. Perché finché Marta era lì tutta occupata a fare le sue faccende di casa, no? Maria stava ascoltando la parola di Gesù. La parola di Gesù è ciò che può trasformare le nostre vite. La parola di Dio è ciò che può trasformare le nostre vite. Ho sempre sentito dire una frase, sono sempre stato d'accordo con questa, ma da questa settimana ho cambiato opinione. Ho sempre sentito dire che la predica che noi sentiamo in chiesa è come il cibo che mangiamo durante il giorno. E noi è normale che ci dimentichiamo delle predicazioni che sentiamo, perché nessuno di noi si ricorda di quello che ha mangiato un mese fa. Quello che abbiamo mangiato un mese fa ci è servito per darci sustento in quel periodo, ma nessuno di noi si ricorda di quello che abbiamo mangiato. E così anche la parola. Noi sentiamo una parola, quella parola ci sostiene in quel momento e poi ci dimentichiamo di quella parola. Ma posso fare un appello questa sera? William mi ha raccontato che qualche giorno fa è andato in un ristorante e ha mangiato la picanha col tartufo. È vero? Adesso l'ho detto in live, se non è vero lo sapranno tutti. Ma io credo sinceramente che William non si dimenticherà mai di questo pranzo. Perché se io fossi lui non me lo dimenticherei, me lo ricordo io che non l'ho mangiato. E questa deve essere la parola di Dio. Questo deve essere l'effetto che le prediche hanno su di noi. Pranzi che non ci servono solo per un giorno e poi li dimentichiamo. Pranzi che noi mangiamo e li ricordiamo per tutta la vita. Ci sono chiese che le persone entrano in chiesa con un blocchetto degli appunti, con una penna, per scriversi tutto quello che viene detto. Perché? Perché ogni parola di Dio è utile per la nostra vita. È utile per esortare, è utile per riprendere, è utile per correggere, per educare alla giustizia. Non possiamo prendere una parola, consumare quella parola oggi e poi dimenticarla. Se noi vogliamo essere trasformati, è la parola di Dio che ci trasforma. È così che Maria veniva trasformata, attraverso la parola di Dio, e c'è la necessità per tutti quanti di essere trasformati dalla parola di Dio. La seconda cosa che stava facendo Maria era stare ai piedi di Gesù. Perché non c'è possibilità di trasformazione se noi non andiamo ai piedi di Gesù. Noi non possiamo pretendere una trasformazione, un cambiamento della nostra vita se noi non abbiamo l'umiltà di riconoscere davanti a Lui i nostri peccati, di riconoscere davanti a Lui i nostri errori, di riconoscere davanti a Lui le nostre colpe, di abbassarci davanti a Lui e chiedere perdono. Non può esserci trasformazione se non abbiamo l'umiltà di chiedere perdono a Dio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. È un tempo in cui non è più tempo di perdere tempo. Dobbiamo vivere questa trasformazione che Gesù tanto ci chiede. Ascoltare la sua parola e da questa essere trasformati, perché la fede viene dalla parola e dalla parola di Dio. Attraverso questa trasformazione noi potremo perseverare nella sua parola, potremo perseverare nei suoi comandamenti e potremo veramente essere liberi, così come Lui ci ha promesso. Quello che Lui doveva fare l'ha già compiuto. Oggi tocca a noi. Oggi tocca a noi dire: Gesù, io voglio essere una nuova creatura, io voglio essere trasformato, che la tua parola possa cambiare il mio cuore e che io possa piegare le mie ginocchia davanti a te, confessare i miei peccati e essere perdonato. Amen.
invito a alzarti in piedi, che tra poco parteciperemo della Santa Cena del Signore. Metti una mano sul tuo cuore in questo momento. Tu che credi nella parola che è stata data questa sera, tu che senti questa necessità di cambiare vita, tu che senti questa necessità perché tu sai che non sei a posto, tu sai che oggi tu non ti presenteresti davanti a Dio pronto per difendere il tuo comportamento. Se tu credi questo, metti una mano sul tuo cuore, comincia a chiedere perdono a Dio per i tuoi peccati e comincia a chiedere a Dio che attraverso la tua parola tu possa essere trasformato per essere veramente libero. Padre, nel nome di Gesù ti ringrazio, Signore, per questa serata, Signore, questa serata di trasformazione, di rinnovo, Signore, nella nostra vita. Io ti prego, Padre, che ogni persona qua presente possa in cuore, Signore, ricercare questa trasformazione, questa santità, questo essere nuova creatura attraverso la tua grazia che tu stesso desideri per noi. Benedici, Padre, ogni persona, ogni famiglia, Signore, di questa chiesa, ogni persona che è qua presente, che con un cuore rotto davanti a te oggi ti sta chiedendo perdono. Benedicila, Signore, con la tua grazia, Signore, metti la tua mano sopra questa persona e che da oggi possa cominciare un nuovo tempo nella sua vita, sulla sua casa, un tempo di trasformazione, un tempo di restaurazione, un tempo di rinnovo, un tempo in cui questa persona finalmente sarà veramente libera, mai più schiava del peccato, ma sola serva di Cristo. Io ti prego per questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Questo amore che ha cambiato la mia vita, e che è questo amore che allontana il mio timore, e che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, che è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù, suo nome è Gesù. Che è questo amore che ha cambiato la mia vita, e che è questo amore che allontana il mio timore, e che è questo amore che mi ha scelto dall'inizio, di che è questo amore che brucia dentro me. Suo nome è Gesù, suo nome è Gesù,
sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Amen. Lui è il nostro re. E mai si era visto e mai si è udito un re che è morto per il suo popolo. E oggi noi siamo qua a celebrare questo. Il re che è sceso tra noi e che per noi è morto, per essere liberi dalla schiavitù del peccato. E chi crede in lui sarà veramente libero. Amen. Noi celebriamo questo attraverso questo pane, questo succo questa sera. Che possiamo preparare il nostro cuore a ricevere questa santa cena, a ricevere il Signore Gesù dentro di noi, affinché la nostra vita possa essere trasformata, curata, risanata, rinnovata per mezzo di questi alimenti.
perché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e che voi bevete da questo calice, voi state annunciando la morte del Signore finché Lui ritornerà. Signore Gesù, noi ti preghiamo per questo momento, Signore, questo momento che tu ci hai chiesto di celebrare per ricordare quello che tu hai fatto per noi. Ti chiedo, Signore, di benedire e consacrare questi alimenti. Sappiamo che sono pane e che sono succo, ma noi crediamo, Signore, che quando entreranno in noi possono essere di benedizione per le nostre vite. Metti la tua mano questa sera sulla tua chiesa, facci vivere un tempo di Santa Cena in cui possiamo veramente ricostruire un'intimità con te e trasformare la nostra vita in nuove creature. Benedici ognuno di noi e questo momento nel nome di Gesù. Amen. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Suo nome è Gesù. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre
allora come il nostro Re fece quella ultima cena, anche noi come uni in Cristo insieme prendiamo questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo. E dopo il pane, tutti insieme, prendiamo questo succo che per noi rappresenta il sangue di Cristo, che Lui ha versato per noi, per sigillare con noi un nuovo patto. Suo nome è Gesù. 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 Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Morì come un agnello, come un leone si alzò. La morte non ha vinto perché lui vivo è. Morì come un agnello, come un leone si alzò. Per sempre io canterò che tu sei il nostro Re. Morì come un agnello, come un leone si alzò.
Possiamo fare un applauso al nostro Re, perché Lui è degno di tutto questo, di molto di più, è degno del meglio che possiamo dare. Noi siamo qua per dargli la nostra migliore adorazione, che questa sera possa essere salito lassù in cielo il meglio del nostro cuore. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria a Dio. Quando la sua presenza è in mezzo a noi, non c'è niente di meglio. Non c'è un altro luogo dove voglio stare. Solo Lui ha parole di vita eterna. Alleluia, nostro Signore. Possiamo accendere le luci, stiamo terminando il nostro culto di Santa Cena. Dopo ci sarà qualcosa da mangiare. Non andate via, viviamo un po' l'essere uno in Cristo qua insieme. Non so se ci sono stati compleanni questa settimana da festeggiare. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni in questa settimana? Nessuno che ha compiuto gli anni? Non canteremo neanche tanti auguri. Sicuri qua? Anniversari di matrimonio, anniversari di battesimo, niente. Diretti tutti quanti a mangiare, perfetto. Allora possiamo fare così con le nostre mani per ricevere la benedizione da Dio, che possa accompagnarci in tutta questa settimana, che possa essere anche versata sulle nostre case, sulle nostre famiglie, siano loro qua presenti, sia che non lo siano. Che il nostro Signore Gesù possa essere con tutti quanti noi. Che l'amore di suo Padre e la sua grazia possano riempire i nostri cuori e le nostre vite, e che la nostra comunione con lo Spirito Santo possa essere sempre viva e forte nei nostri cuori, affinché possiamo essere trasformati giorno dopo giorno a immagine e somiglianza del nostro Signore Gesù Cristo. E come uno in Cristo possiamo dire Amen.